Allora, la partecipazione in questa canzone è semplice. Quando io mi fermo, voi dovete dire e allora? È chiaro, no? Facciamo una prova, non mi voleste trovare questa canzone e non da solo poi così. Io suono, mi fermo e voi dite allora! Nel dramma di Posillipo, al tempo dell'estate, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. Un tram era pienissima, Anisa rindia fuori, quando alla via Partenope saiette una signora. E allora? E allora io dissi subito, signora, secca qua, rispose lei, stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora, ma quasi senzina andrangheta, s'accomoda signora. E allora? E allora io dietro l'angolo mi strinsi ancora un po', le rise e poi guardandomi le gambe a cavalciò. I sospirai perenne, dando una gamba fuori, come sospirai Cesare per coscia da signora. E allora? E allora dissi io, eri Napoli? No, mi son di Milano. Ma fai bagni qua certissimo, non mi parto domani. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora, ma se vuole io posso, grazie, e sammucca signora. E allora? Lo ricordo un anno magari in due dramma a gente ci guardavano, dissi signor scende e mi pigliano tacca, si a 20 lire all'ora e a Frisia ce niente, ma i sulle da signora. E allora? Io senza scrupoli a cominciare a lanzare, ma lei con fare ingenuo mi disse oh c'è non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo e di buon'ora, che io sto all'hotel Vesuvio, le mi accompagna allora. E allora? E allora io feci subito necessità virtù, ma a Frisio ci mangiamo 200 lire e più, tornando immaginate stevo con l'occhio fuori finché all'hotel Vesuvio scendette qua signora. E allora? Qui viene il graziosissimo Cayenne Patrasì, a tutto presentavami, presento mi marì, ma le pigliate proprio panuca fone fuori e gettami in da camera e sassate la signora. E allora? Allora mentre proprio a steva a abbracciare vicino alla porta sentette tuzzulia, chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora, un cameriere in smoking con punta da signora. E allora? E allora ci guardai-ma curioso tutte e tre, lei prese il conto, pagalo, 2083, con una pensata e spirito, dissi ma non è ora, e il cameriere pratico, pardon signora. E allora? E allora lei fa, sei stupido, qua stupido, madame, 100 liretti di tacca, se 200 per mangiare, 2000 e tante camere, e che sta che buon'ora, cacevo banca in Napoli, carissima signora. E allora senza aggiungere, manca una iena, piglio capello e subito, ma una scennetta là, trovai ancora tacca, si scioffere pensione flora, e dieta trova Amelia, che m'aspettava ancora. E allora? E allora ebbi la prova di una grande verità, che la vecchia Vanova non sa da mai cagnare.